un'interessante iniziativa oggi qui al Niccolò Gallo, che vede riuniti tantissimi chef, tanti cuochi, tantissimi ragazzi per una giornata particolare. Ecco, quale? Allora, oggi abbiamo avuto la fortuna noi come scuola Niccolò Gallo di accogliere, ospitare l'organizzazione dell'Associazione Cuochi di Agrigento, coordinata dalla FIC, della Federazione Italiana Cuochi, dove si svolgerà un corso di alta formazione condotto dallo chef Fabio Potenzano, dove si andranno a trattare una cucina tecnologica, cottura a bassa densità di calore, sottovuoto, molecolare. Quindi per noi è un'opportunità importantissima per permettere ai ragazzi di farli crescere nel loro percorso curriculare e fargli acquisire delle competenze uniche. Quindi una giornata del genere per i ragazzi risulta fondamentale, e quindi abbiamo permesso a tutta la comunità scolastica, in particolar modo le terze, le quarte e le quinte, di poter partecipare e vivere questo momento di crescita professionale che si sta svolgendo all'interno della nostra scuola. Oltre il nostro istituto, oggi abbiamo presenti le province di Palermo, Caltanissetta, di Trapani, sia con la partecipazione dei ragazzi, e in particolar modo oggi abbiamo qua la presenza di tutti i professionisti del settore, perché per loro l'autoformazione, i corsi di aggiornamento sono indispensabili per poter oggi dare una risposta a una clientela che si presenta sempre più esigente e che ha la curiosità di conoscere le novità. Quindi per noi è un motivo di prestigio che l'Associazione Cuochi di Agrigento ci ha individuati come scuola, e anche la Federazione Italiana Cuochi a livello nazionale. Il ruolo in questa manifestazione è importante, perché noi portiamo a tutti gli allievi, ai nostri soci, delle notizie molto importanti, perché oggi parleremo di banqueting, tutto quello che gira insieme a questo servizio. Nello specifico abbiamo un rappresentante della Nazionale Italiana Cuochi, che è Fabio Potenzano, che porterà sicuramente delle tecniche nuove, il sottovuoto e quant'altro. Allora, la nostra associazione è orgogliosa oggi. Perché è orgogliosa? Perché trasmetterà a tutto il pubblico quello che si fa all'interno dei ristoranti importanti. Oggi è una giornata di alta formazione al Gallo di Agrigento. Ci sono scuole provenienti dalla Sicilia, abbiamo il Piazza di Palermo e l'Alberghiero di Caltanissetta, ma ci sono anche nomi importanti per questa giornata di alta formazione. I nostri ragazzi, come ha visto, è un colpo d'occhio, già vestiti in atteggiamento di lavoro, cercano di prendere al massimo quelle competenze che gli serviranno poi per spendere nei luoghi dove andranno a lavorare, per acquisire sempre più il mestiere, perché i nostri ragazzi lavorano subito, già escono dalla scuola e lavorano, e già noi abbiamo richieste già dal terzo anno di strutture siciliane ma anche italiane che ci chiedono alunni e studenti anche in itinere, nel senso che non si sono ancora diplomati, perché c'è questa necessità in questo settore produttivo. Siamo contenti, la giornata sarà tutta la giornata la formazione, ci saranno delle preparazioni all'interno dell'auditorium per fare vedere ai ragazzi una buona cucina, come viene organizzata. I docenti già della scuola, che hanno un livello alto di competenze, lo fanno, ma la giornata
di alta formazione serve sia perché vengono esperti del mondo del lavoro e del settore, sia anche perché i ragazzi si confrontano tra di loro, le diverse classi e anche le diverse classi di diversi istituti si confrontano e acquisiscono altre competenze nel confronto, quindi una relazionalità positivissima. Beh, la giornata è una giornata sicuramente di molto interesse sia per i giovani, vedo già una platea numerosissima di ragazze e ragazzi degli studi alberghieri provenienti insomma, dalla provincia di Agrigento e non solo, anche da Palermo, vedo molti professionisti e questo ci fa veramente piacere. La formazione deve essere continua, chi non si forma si ferma, questo è il nostro motto, quindi oggi sarà un confronto perché di lezione non vogliamo parlare, qua non siamo a insegnare ma soltanto a scambiarci delle visioni su quello che è il nostro mondo che è in continua evoluzione. Il tema di oggi sarà la tecnica e la tecnologia al servizio della cucina appunto per la carte, quindi un servizio alla carta e per la banchettistica. Ecco, cosa preparerà lei? Fabio Potenzano è famoso anche perché è stato presente in diverse talk show diciamo, a livello nazionale, per cui averlo oggi qua ad Agrigento è sicuramente molto importante, ma quale sarà diciamo, il suo menù, tra virgolette? Ma io vi ringrazio, il fatto di rappresentare la nostra amata terra in televisione, questo mi fa onore ovviamente perché mi sento il peso addosso della responsabilità di raccontare tutta la Sicilia, non soltanto della provincia di Palermo o Palermo insomma, da cui sono nativo. È per me sempre importante, tant'è vero che un confronto costante con i vari colleghi di tutta la Sicilia per portare quelle che sono le ricette anche della tradizione, quelle di casa, ovviamente con alta professionalità e serietà del nostro lavoro. Il menù di oggi sarà un menù centrato su alcune preparazioni, 2 di pesce e 1 di carne, dove toccheremo tantissime tematiche in merito alla tecnologia e alla tecnica applicata.